Fuori dal Coro è un'associazione nuova, nata negli ultimi mesi, con l'intento di creare una omogeneità tra tutte le persone, movimenti, gruppi, e per portare avanti le politiche comuni di tutte le persone. Fuori dal Coro, come primo dibattito, si è occupata di Cadebue. L'inceneritore è un tema molto caldo che interessa molti cittadini e per questo noi oggi abbiamo invitato Valerio Avesani, il sindaco di San Martino Buonalbergo, e il dottor Beghini, un dottore di San Floriano, che ci ha spiegato con dati scientifici e tecnici le sostanze emesse dall'inceneritore, che cosa producono al corpo umano, all'organismo. Abbiamo anche fatto una cosa insolita, ovvero abbiamo fatto un video sondaggio al mercato di Rionale, di San Giovanni in Patoto, chiedendo alle persone se erano o meno interessate al tema dell'inceneritore e che cosa ne pensassero. E sono stati dei risultati opposti e questo ha agitato la platea. L'inceneritore di Cadelbue non sa da fare. È questo il concetto ancora una volta ribadito in un'interessante serata dove il relatore dottor Giovanni Beghini, medico di base esponente dell'ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente, tra grafici e slide ha snocciolato cifre riguardanti l'aumento dell'inquinamento nei territori adiacenti agli inceneritori e non solo. Gli interventi che si sono avuti nel corso della serata hanno evidenziato che la popolazione di San Giovanni non sembra essere del tutto consapevole della gravità dei dati e potrebbe, grazie ad una maggiore conoscenza, fare un fronte più compatto in questa battaglia che da molti anni unisce persone di diverso colore politico. Successivamente è intervenuto Valerio Avesani, sindaco di San Martino Buonalbergo e presidente dell'associazione Gente e Territori, il quale ha ribadito che il notevole aumento della raccolta differenziata rende nel Veneto del tutto inutile un nuovo inceneritore e che per funzionare dovrebbe importare i rifiuti delle province di Vicenza e Belluno. Abbiamo chiesto al sindaco Valerio Avesani un commento riguardo al piano regionale dei rifiuti che nei prossimi mesi sarà approvato. Proprio perché la Regione Veneto dovrà nei prossimi mesi deliberare sul nuovo piano dei rifiuti della Regione Veneto, assieme ad altri colleghi sindaci abbiamo incaricato una società privata di fare uno studio sugli esatti tonnellaggi che la nostra regione produce, tenendo conto del rifiuto differenziato che, come abbiamo visto in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, si sta sempre migliorando e pertanto dovranno essere fatte delle proiezioni per avere dei valori che portino a una soluzione del problema degli inceneritori nella nostra regione, con la speranza che questi dati, anzi con la certezza che questi dati faranno sì che l'impianto di Cadelbue non sarà da fare perché non ci saranno rifiuti nella nostra regione da portare all'inceneritore.